o mai cavaga ne giù. Agora mesmo ali a draga e mais tu e tu trouxe no pesca aí tu. Olha agora aqui. Ah, ma ho chiamato ieri, a pulire, a pulire. Se chi magari ha camminato, ma è Ciao Angelo. Ho i rinforzi stamattina. Ciao, buongiorno. Come sbanda che io? Sì, non mucho. Questa mattina sveglia di buon'ora alzati alle 4:30. Per me inizia adesso la giornata. Incontro il ponte Inchiate di Santa Giulia e partiti verso la laguna Sacca di Scardovaria, la più grande laguna del delta per la pesca ai molluschi. Arrivati in laguna, prepari le attrezzature, il rastrello, la rasca in dialetto menaculo, il nome è tutto un programma, la devi tirare con la schiena, con il fondo schiena, per cui il lavoro è abbastanza duro. Scendi in acqua con la muta, il scafandro. Questo ad ogni stagione, per cui in primavera è già un sollievo, però immaginatevi arrivare qua gennaio, febbraio con i venti da bora, da scirocco, le onde che ti arrivano anche in testa, nella schiena. Devi mettere anche in preventivo i giorni brutti che non riesci a pescare, quando ci sono i forti venti o le forti mareggiate uno arriva qua, rinuncia perché è impossibile. Il pescatore di vongole riesce a fatturare al mese circa 1.000 euro. 1.000 euro devi tirar via le spese, benzina, mantenimento cooperativa. Attualmente ci autotassiamo per dragare le lagune. Se sei fortunato portare a casa 800, 900 euro, 1.000 euro netti al mese, sei super fortunato. Abbiamo delle quote stabilite dal consorzio, questa mattina 20 kg a testa, tutto il prodotto viene conferito al consorzio e lì portato al ciclo della stabulazione e depurazione. Per norma, per legge, bisogna fare l'abbattimento di eventuali cariche batteriche o virali. La pesca alle vongole, avete visto, occupa 1.500 persone, di queste 1.500 persone ci sono tante donne, per cui vedete famiglie a pescare che vengono a pescare, si alzano presto al mattino, per cui è un mestiere, un'attività che tiene unita la famiglia, per cui dalla ragazza di 17, di 18 anni, anche i ragazzi giovani, 15-16 anni, li vedi in barca con i genitori a pescare. Questa è una realtà che si vede in pochi posti. Ogni periodo un tipo di pesca, aprile, maggio, giugno la pesca alle seppie, successivamente la pesca a branzini, orate, in autunno le anguille. Sei legato appunto a queste migrazioni, alla stagionalità, questo è da sempre e questo te lo tramandi da padre in figlio. Mio papà da generazione ha sempre fatto il pescatore alle anguille,
la pesca in laguna, la piccola pesca. Dove c'è il ponte Santa Giulia un tempo faceva i traghettatori, mestiere antichissimo, i passadori, i traghettatori, spostava gente e bestiame da una sponda all'altra. Mi sento privilegiato perché vivo una vita appunto a contatto con la natura. Ho vissuto anche in città, le scuole, ho frequentato le scuole a Ferrara, però sentivo la mancanza del territorio, del delta dove sono nato. Una volta diplomato, dovevo fare questa scelta: o intraprendere la vita in città o in una fabbrica dove sarei stato un numero, ho scelto il delta dove sono io.